Buongiorno, innanzitutto sono Ugo Cuncu, sono l'amministratore di Justinet SRL. Justinet è una realtà che nasce in Sardegna nel 99. Nel 2003, grazie a una collaborazione con Alstom France e le Ferrovie dello Stato, realizza o aiuta a realizzare il primo sistema di guida ferroviaria e di telecomando ferroviario. Dedica il resto della sua attività alla realizzazione di impianti ferroviari. Nell'arco della nostra esperienza all'interno del settore ferroviario abbiamo acquisito una serie di competenze che abbiamo poi deciso di declinare verso il basso, cioè quello che riuscivamo a fare per i sistemi e i grandi sistemi in realtà pensavamo si potesse affinare e utilizzare anche per sistemi medio-piccoli. Da lì la nostra passione indiscussa per l'ottimizzazione energetica, per l'automazione, per la domotica e per i motori elettrici. Justinet è composta da circa 35 persone, ha 2 sedi stabili, una a Elmas e una a Bologna, più 2 sedi costantemente operative, una a Roma e una a Milano, che sono dedicate principalmente al traffico ferroviario e all'assistenza tecnica 24 ore su 24. Bologna è la sede che si occupa dello sviluppo informatico di tutti i nostri prodotti, ottimizzazione, cogenerazione, di domotica, mentre Elmas è il fulcro dell'azienda. Esiste ancora in Elmas tutto lo zoccolo duro dell'assistenza tecnica, nonché la creazione delle nuove attività. Abbiamo visto in Sardex circa 2 anni fa una possibilità di crescita del nostro fatturato e della presenza in Sardegna. Le nostre attività precedenti ci avevano portato a allontanarci molto spesso e ci portano a allontanarci molto spesso dalla Sardegna. Volevamo in qualche modo investire, tornare a investire nella nostra terra. Sardex ci è sembrata la scelta migliore. Era già in quei tempi, in quegli anni, era una scelta sarda per i sardi, con però una visione molto più ampia come noi siamo abituati a fare, per cui 2 anni fa abbiamo deciso di approcciare il discorso con una grande soddisfazione oltretutto.